ora dal TG Sicilia i titoli di questa edizione. Catania, la fase eruttiva sull'Etna rallenta e dal pomeriggio ha riaperto l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza nello scalo, ma fino a stamattina sono stati enormi disagi per i passeggeri con voli bloccati o dirottati. Esodo estivo in tutta la regione, è iniziato il weekend più difficile dell'estate, traffico intenso sulle strade, caldo da allerta nelle città e rischio incendi. Primi rimedi al caro traghetti al via dal lunedì. L'aumento delle tariffe non inciderà sui servizi di emergenza del 118. La Seus, la società che gestisce le urgenze, si farà carico dei rincari. Ad Agrigento torna in piazza la protesta contro la crisi idrica che dura incredibilmente da oltre 3 mesi. Al fianco dei manifestanti anche il sindaco Sodano e l'arcivescovo Damiano che lancia un appello alle istituzioni. Oggi è la giornata internazionale dei gatti, indipendenti, furbi e pieni di energia. Anche per loro sono di grande importanza le adozioni e il contrasto agli abbandoni. Il mare trapanese si conferma scrigno di inestimabili tesori archeologici. L'ultima scoperta al largo di Mazzara del Vallo, dove sono state rinvenute oltre un centinaio di anfore dell'epoca romana. E poi il calcio, Palermo, positive sensazioni australiane. L'amichevole col Melbourne fa ben sperare per l'inizio della stagione. Martedì altro test con la Juventus. Dunque, bentrovati, la fase eruttiva sull'Etna rallenta e dal pomeriggio ha riaperto l'aeroporto di Catania, ripristinati dunque i voli in partenza e in arrivo nello scalo, ma fino a stamattina sono stati enormi disagi per i passeggeri con i voli bloccati o cancellati. Orazio Longo ha raccolto le loro voci, ascoltiamole. Eravamo qui ieri e ha portato un ritardo di 3 ore. Ci hanno fatto fare pure l'imbarco. Dall'imbarco ci hanno fatto scendere di nuovo. Era il volo per Casablanca, era programmato ieri alle 9:05 e hanno chiesto che c'è un ritardo fino alle 4 di mattina, poi hanno annunciato che c'è il volo, ma fino a oggi ancora aspettiamo. È un disastro. Adesso stiamo a Catania da un nostro amico e torniamo domani. Dove dovete andare? A Milano e no, tutte a Milano in teoria. Ma non vi hanno riprotetto altrove niente? No, per adesso no. Ci è arrivata la mail, hanno annullato il volo. In partenza? Sì, in partenza. Ma Non partiamo per Londra alle 13:20. Ora stiamo cercando un volo alternativo per tornare a Londra, il che è molto difficile e costoso. Ritardo su ritardo, non abbiamo ricevuto nessuna assistenza, nemmeno alla fine per ritirare il bagaglio che avevamo messo in stiva. E protestano i lavoratori dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per le condizioni operative non più sostenibili dopo la chiusura dello scalo di Catania a causa delle ceneri vulcaniche. Le decine di voli dirottati al Falcone Borsellino. Il personale è chiamato a fronteggiare carichi di lavoro straordinari, intensificare i ritmi, turnazioni particolarmente gravose e situazioni di elevata pressione operativa con possibili ricadute sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi erogati, dicono i sindacalisti della Legea Cisal. Tali condizioni determinano in diversi casi livelli di criticità rilevati sotto il profilo organizzativo e gestionale. Ulteriori difficoltà derivano poi dalla gestione delle interazioni con l'utenza in presenza di ritardi, cancellazioni, dirottamenti e tempi di attesa prolungati. E a proposito dei disagi vissuti dai passeggeri, il Codacons chiede un piano strutturale coordinato per limitare i danni, dare informazioni e assistenza adeguata e una rapida gestione dei passeggeri. Un viaggiatore deve poter conoscere tempestivamente cosa sta accadendo al proprio volo e quali alternative ha a disposizione, afferma il segretario Francesco Tanasi. La sicurezza dei voli viene prima di tutto, ma proprio perché bisogna condividere con il vulcano occorre disporre di procedure sempre più efficaci.
Anche se in rallentamento sul vulcano continua una forte attività esplosiva che alterna momenti più o meno intensi. Le esplosioni provengono da almeno 3 bocche situate tra il cratere Voragine e il cratere di sud-est. La bocca eruttiva aperta il 7 agosto nella Valle del Leone a circa 2750 metri di quota è ancora attiva e alimenta un campo di lava. Per quanto riguarda i terremoti e il tremore vulcanico, i valori restano elevati. L'emissione di cenere limitata ricade nella zona sommitale. E in tutta la regione è iniziato il weekend più difficile dell'estate, traffico intenso sulle strade, caldo da allerta nelle città e rischio incendi. Maglio Viola. Bollino nero sulle strade e autostrade, bollino rosso nelle città. È forse il weekend più difficile dell'estate 2026, quello in corso, con un doppio allarme, da una parte quello legato all'esodo, dall'altro quelli, perché sono 2, legati al caldo fra rischio colpi di calore e rischio incendi. Sulle strade siciliane bollino nero, ovvero la massima allerta nella mattina di sabato 8 agosto, bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica 9. Stop ai mezzi pesanti sabato fino alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Osservate speciali in Sicilia per ANAS l'autostrada A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Trapani-Mazzara del Vallo. Traffico intenso però anche sulla A20 Messina-Palermo, che non è inserita negli allerta ANAS perché è gestita dal CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, come anche la A18 Catania-Messina. Sono 25 milioni i veicoli che in questo fine settimana viaggiano da nord verso sud e verso la Sicilia. Ma intanto nelle città è allerta colpi di calore, bollino rosso sia a Palermo che a Catania e Messina per sabato 8 e domenica 9. Temperature percepite fra i 39 e i 38 gradi fra Catania e Messina, con soltanto Palermo a 36 gradi sabato. Temperature che scendono di 1 grado domenica, tranne a Palermo dove salgono a 37 gradi percepiti. Come se non bastasse, tutte le 9 province siciliane sono indicate dalla Protezione Civile in stato di preallerta arancione per rischio incendi. E un giovane di 19 anni è morto la notte scorsa a Palermo in un incidente stradale intorno alle 3. È finito con la moto contro un palo in viale Diana alla Favorita. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ed è morto a 90 anni l'imprenditore Roberto Elg, ex presidente della Camera di Commercio di Palermo e di Confcommercio. Era stato a lungo uno dei volti più rappresentativi della lotta contro il racket. Poi però nel 2015 era stato coinvolto in un'inchiesta per estorsione e arrestato con l'accusa di aver chiesto una tangente da 100.000 euro al pasticcere Santi Palazzolo, che avrebbe ricevuto in cambio il rinnovo della concessione per i suoi locali all'aeroporto Falcone Borsellino. Per quella vicenda Elg era stato condannato in via definitiva. E 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati con l'accusa di aver appiccato un incendio dando fuoco a rifiuti pericolosi come pneumatici e materiali plastici a Piano del Lago all'interno dell'area protetta del Parco delle Madonie. E cambiamo argomento, primi rimedi in vista del caro traghetti al via da lunedì. L'aumento delle tariffe non inciderà sui servizi di emergenza del 118. La SEUS, la società che gestisce le urgenze, si farà carico dei rincari per evitare la fuga dalle isole dei soccorritori. Maglio Viola. Gli aumenti delle tariffe per traghetti agli scafi da e per le isole minori siciliane che scatteranno da lunedì 10 agosto non incideranno sui servizi di emergenza e urgenza sanitaria, ovvero il 118. Dopo l'allarme delle ultime 48 ore, la SEUS, la società di gestione proprio del 118, ha deciso di farsi carico dei rincari. Con un provvedimento emanato questa mattina, la società ha disposto il rimborso del 18% delle spese di viaggio da e per Lipari e Salina, le 2 isole dove il personale in ferie o in malattia viene sostituito da personale che arriva dalla terraferma. Ci stiamo confrontando con le istituzioni competenti per individuare nel più breve tempo possibile una soluzione definitiva che consenta di evitare ricadute sull'organizzazione del servizio e soprattutto di garantire la piena continuità dell'assistenza sanitaria sulle isole, dice il presidente di SEUS Riccardo Castro. Ma nel frattempo la società rimborserà la differenza di circa 9 euro al giorno agli operatori, molti dei quali si preparavano a rinunciare all'incarico. È una misura temporanea e straordinaria per fronteggiare l'emergenza. Già venerdì scorso l'ambulanza di Lipari
è rimasta ferma proprio per assenza di personale. Restano gli aggravi per residenti e turisti e la ricaduta sulle merci che rischiano di far lievitare in modo significativo il costo della vita sulle isole minori. Un tema che Regione Siciliana e Ministero dei Trasporti affronteranno la prossima settimana in una riunione operativa annunciata ma non ancora convocata. Sul tavolo ipotesi di un finanziamento pubblico straordinario alla compagnia di navigazione per coprire temporaneamente gli aumenti dei carburanti e disinnescare il caro biglietti, ma questo intervento potrebbe non bastare. E ad Agrigento torna in piazza la protesta per la crisi idrica che dura incredibilmente da oltre 3 mesi. Al fianco dei manifestanti anche il sindaco di Agrigento Sodano e l'arcivescovo Damiano, che lancia un appello alle istituzioni. Davide Sarto. Oltre 3 mesi senza acqua, una sete che non dà tregua e che trasforma la vita quotidiana in un'emergenza continua. Ad Agrigento la protesta arriva in piazza Pirandello, dinanzi al municipio, in strada cittadini, famiglie, anziani e bambini per chiedere una soluzione definitiva alla crisi idrica. Acqua per Maddalusa, acqua per Agrigento, acqua per la provincia. Tutta la provincia di Agrigento è in ginocchio per il problema dell'acqua. Al centro della protesta soprattutto Maddalusa, qui intere famiglie sono senza acqua da mesi e chiedono risposte. È dall'inizio di maggio che siamo senza acqua e facciamo avanti e indietro con i bidoni ovviamente. Ma la crisi riguarda anche altri comuni della provincia. Canicattì, Agrigento, Licata, Ravanusa, manca l'acqua. Lo si era detto già da anni che il gestore idrico e ATI idrico non ottemperano agli adempimenti, la situazione è gravissima. A fianco dei manifestanti anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Invitiamo ancora una volta, e lo dico molto chiaramente, chi ne ha bisogno, chi ricade nei requisiti dell'unica residenza a Maddalusa ad attivare presso gli uffici della protezione civile, quindi Atenea, il centro operativo comunale. In piazza pure l'arcivescovo Alessandro Damiano che lancia un appello alle istituzioni. Per le autorità competenti, per i rappresentanti della popolazione di sedersi a un tavolo e cercare delle soluzioni, non soluzioni importanti ma che hanno, come dire, lo spazio di tappabuchi, ma soluzioni a lungo termine. Dalla piazza arriva dunque un appello forte: superare l'emergenza e garantire a tutti l'acqua senza distinzioni. Se avete un gatto, ricordatevi di festeggiarlo. Oggi è la giornata internazionale degli amati felini, indipendenti, furbi e pieni di energia. In questa festa dedicata a loro si vuole sottolineare l'importanza dell'adozione e il contrasto al fenomeno dell'abbandono. Veronica Barbarino. Indipendente e con quella capacità di farci credere che siamo noi ad avere bisogno di lui. Si celebra oggi la giornata mondiale del gatto, uno degli animali più amati e misteriosi. Perché il gatto non è semplicemente un animale domestico, ma è un vero padrone di casa che decide quando concedere coccole e fusa, magari dopo qualche croccantino, giri di ricognizione sul divano, giochi di caccia e lunghe dormite. In casa mia vivono 3 gatti, ciascuno di loro ha il proprio carattere, le proprie abitudini. Per me rappresentano la mia piccola famiglia, sono di grande compagnia, sono molto presenti. Sono animali imprevedibili perché nel loro modo di giocare, nel loro modo di muoversi all'interno anche della casa, possono trovare i nascondigli più disparati. E per chi dice che cane e gatto non vanno d'accordo, basta guardare alcune immagini che raccontano tutt'altra storia. Non è casuale la celebrazione di questo piccolo felino in una giornata estiva. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema dell'adozione e dell'abbandono. Sono ancora tanti, infatti, i casi di animali abbandonati in occasione della partenza per le vacanze e tanti altri che cercano un'amorevole casa. Il mare trapanese si conferma scrigno di inestimabili tesori archeologici. L'ultima scoperta al largo di Mazara del Vallo, dove sono state rinvenute centinaia di anfore romane. Laura Spanò.
Ancora una volta il mare antistante alla costa trapanese restituisce un patrimonio archeologico inestimabile, frammenti che raccontano e descrivono la storia millenaria di uomini, di rotte commerciali e di scambi che ha reso il Mediterraneo crocevie di civiltà. L'ultima scoperta, a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo, sul fondale ad una profondità di 46 metri, è stato rinvenuto un relitto di epoca romana, databile tra il secondo e il primo secolo a.C. Centinaia di anfore del tipo Dressale 1A, 2 ceppi d'ancore in piombo e ancora un'altra struttura dello stesso materiale. I reperti sono stati rinvenuti nel corso di un sopralluogo congiunto condotto dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, dal Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, con il supporto di una motovedetta dei Carabinieri di Trapani, e questo grazie alla segnalazione di alcuni privati cittadini. Per il Ministro della Cultura Alessandro Giuli si tratta di una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni. Come accade in questi casi, la ricerca proseguirà per svelare la storia e consegnarla alla collettività. Il sito archeologico sommerso sarà ora oggetto di ulteriori attività di documentazione e approfondimento da parte della Soprintendenza del Mare, che dovrà ricostruire il contesto archeologico e adottare le necessarie misure di tutela e comprendere quindi le caratteristiche del carico trasportato dall'imbarcazione. L'Ullabias gesta il progetto del compositore Massimiliano Pace. Con il soprano Luciana Di Bella accende il teatro antico in una notte onirica e musicale. Orazio Longo. Il tempio che diventa una casa per cantare ninne nanne. L'Allabai è lo spettacolo messo in scena a 6 gesta, protagonisti il soprano Luciana Di Bella e il compositore Massimiliano Pace con un ensemble di violoncellisti. Un viaggio onirico, musicale tra le arie di Puccini e il pop rock dei Cure, fino alla tradizione siciliana di Rosa Balistreri. È la sera di Milano, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. Si sentiva un'energia fortissima e poi alla conclusione la luna ci ha fatto il regalo di sorgere tra le colonne. L'Allabai è un viaggio attraverso il tema del notturno e dell'onirico che fonde mondi apparentemente distanti attraverso una narrazione in cui i temi di Bios, Eros e Thanatos convivono in un unico flusso. E adesso parliamo di Caspar Capparoni, il romano doc che ha trovato a Catania la sua casa del cuore, merito dell'attrice Veronica Maccarone, sua compagna da anni. Eva Spampinato. Grande! Okay. Ma che ci fanno Caspar Capparoni, attore romano amatissimo dal grande pubblico che lo ha di recente rivisto su Rai 1 nella fiction di grande successo Capri, e Giovanni, il catanese infuocato di Temptation Island. Semplice, farciscono insieme l'ormai famosa nuvoletta alla Nutella. Ma quello che molti non sanno è che Caspar è ormai un catanese acquisito. È una città a cui sono molto legato, ma anche prima di trovare mia moglie. Colpa dell'attrice catanese Veronica Maccarone, che ha fatto innamorare Caspar, anche di Catania. Sì, ed è nato nel periodo vicino a Capri oltretutto, vedi? Quindi tutto si collega in qualche modo, no? Veronica e Caspar sono una delle coppie più longeve della TV italiana. Quanti anni sono passati? Dal 2004. Ecco. Poi sono arrivati anche 2 figli. Abbiamo qui Alessandro che ha quasi 18 anni e Daniel che ne ha 13. Che in questo momento è irreperibile. Li abbiamo incontrati nella casa di Aci Castello, dove ogni estate trascorrono le vacanze in famiglia. Poi quest'estate ci stiamo veramente divertendo. Sì, devo dire che non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista, anche se tutto nasce casualmente, vero? L'hanno detto a Caspar, impara bene queste poche parole in dialetto siciliano. Minchia, sbambare. Come mai il successo di Capri, come mai il successo di questo ragazzo? Vuol dire che in questo momento la gente ha voglia di semplicità, ha voglia di verità, più che di essere glamour. Ma il vero artista di casa è Alessandro. Suona, compone musica, canta, balla al Teatro dell'Opera di Roma, ma la cosa più bella è che nessuno di noi
gli ha mai imposto nulla. Io ho cercato di evitare completamente, ci vuole molta testa, ci vuole molta caparbietà, molta professionalità e dedizione. Ma quindi tu sarai il nuovo Roberto Bolle italiano? Si spera, dai. Una cosa semplice ho detto proprio. E che non diranno il figlio di, ma che sia è il papà di. Noi siamo genitori di Alessandro. Sancito oggi il gemellaggio tra Catania e Gallipoli, un legame che affonda le proprie radici nella comune devozione a Sant'Agata. Il patto è stato sottoscritto dai sindaci Enrico Trantino e Flavio Fasano alla presenza delle autorità civili ed ecclesiastiche delle due città. Per Catania l'arcivescovo Renna, se l'elefante rappresenta la forza di Catania, il gallo è il simbolo di Gallipoli e annuncia l'arrivo della luce, ha rilevato il sindaco salentino. L'iniziativa rafforza il programma per le celebrazioni del rientro delle reliquie di Sant'Agata che Telecolor seguirà con una diretta giorno 17 agosto. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, l'amichevole vinta contro il Melbourne conferma i segnali di crescita del Palermo. La formazione rosanero sembra aver assimilato al meglio i dettami tattici di Inzaghi. Marco Gullà. Segnali positivi, il successo per 2-0 del Palermo sul Melbourne City ha lasciato sensazioni decisamente incoraggianti. Al di là del risultato, maturato grazie ai gol di Leduaron e Peda, è stata soprattutto la prestazione collettiva a confermare come il lavoro di Inzaghi stia iniziando a dare i suoi frutti. Il nuovo 4-2-3-1 appare già ben assimilato dalla squadra. Il Palermo, nell'amichevole di Perth, ha espresso un buon calcio e i meccanismi iniziano ad essere sempre più oliati. Mi sembra un Palermo forte, penso che stiamo continuando sulla strada che avevamo tracciato l'anno scorso, che purtroppo non era bastata. Sono arrivati nuovi ragazzi che ci daranno una grandissima mano e sono consapevole che insomma ci sarà da lottare perché ci sono tante avversarie agguerrite, ma ci faremo trovare pronti. Tra i singoli spicca la prestazione di Leduaron, autore di un gol e di un assist. Il francese continua a essere al centro di diverse voci di mercato, ma sul campo ha dimostrato di essere pienamente coinvolto nel progetto tecnico. Bene anche Vavassori e Bozzolan. Adesso rosanero al lavoro per l'altra amichevole, quella di martedì contro la Juventus, sempre a Perth. Adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Bentornati al TG Sicilia, leggiamo un aggiornamento in 1000 in piazza Messina per dire no al ponte sullo Stretto. È partito da piazza Cairoli a Messina il corteo, circa 1 migliaio di persone della rete No Ponte, anche della provincia di Reggio, si sono mosse verso Piazza del Popolo. E per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.